Fabbricare società sono le due parole per noi sostanziali che rappresentano quello che è l'impegno che la politica e l'amministrazione regionale hanno nei confronti del territorio, ma che mettono in evidenza anche quelli che sono gli impegni che il territorio ha nei confronti della comunità nella quale è inserito. La crescita oggi non è solo numerica, ma anche valoriale e in questi momenti è importantissimo. Il bellissimo titolo di questo evento, Rigeneriamoci, a me piace tantissimo e credo che essere un po' anticonvenzionali oggi sia proprio il modo di rigenerare le nostre imprese. Partecipando e interagendo con i vari partecipanti e relatori, ho capito quanto sia importante la presenza di eventi come questo che diffondano consapevolezza sulle società benefit e su come questo modello, che è anche molto radicato visto nel territorio, possa permettere lo sviluppo imprenditoriale in Italia. Impact leads you to think that the impact of a company is the sum of all the elements in the company that create impact. And that is not only if the paper is recycled or not, which is one reason it can have an impact, but also how much water do you use? What kind of packaging do you use? Perché le benefit portano avanti una postura, un messaggio, un modello che è assolutamente necessario in questo momento di grande cambiamento, ma nello stesso tempo di grande confusione. Abbiamo bisogno di modelli sani, di modelli positivi, di suggestioni, e il contenuto della Benefit è sicuramente tutto questo. A cosa serve la creazione di impatto? Noi Benefit abbiamo un po' la fissa di guardare sempre avanti, di vedere sempre quello che manca. Serve proprio a dire: ah, ma vedete quante cose ho fatto negli ultimi 3, 4, 5 anni, e quindi a guardare le cose in maniera positiva. As we also hear from the presentations today, is that it can also be a combination of for-profit and non-profit, all kinds of new types of companies. La trasparenza, la tracciabilità, ma soprattutto il minore impatto sono importanti. Il nostro slogan adesso è avere il minore impatto possibile sull'ambiente, avere il maggiore impatto possibile sulla società. A tremendous initiative that comes with the region of Friuli Venezia Giulia. That's wonderful that the public ask the private to show the business cases and contaminate. That's the word of the day. The contamination of the society, the contamination of the young people. They will be the change that we're going to see in the future.